è già convocata la prima riunione organizzativa per stilare quelle che saranno appunto le necessità di incontrare gli enti che appunto sono oggetto della verifica, quindi le banche, con i loro amministratori, con i loro consigli di amministrazione, con anche i revisori dei conti. E dall'altra parte guardare a quello che è appunto l'azionista, il correntista, chi sta subendo un pesante colpo alla sua economia personale, aziendale, e quindi poi chiedere anche agli organi competenti per i controlli cosa hanno fatto e cosa dovevano fare. Quindi avere un quadro generale che ci permetta anche come istituzione regione, di rimettere in gioco anche il ruolo istituzionale per garantire il futuro, ma soprattutto anche dare un sostegno a chi in questo momento ha visto sparire i suoi risparmi, è in forte difficoltà anche appunto familiare e imprenditoriale e ha bisogno che le istituzioni siano al suo fianco.